domenica, carissime e carissimi, siamo entrati nel tempo ordinario da un po' di domeniche, ma dobbiamo ancora ritrovare le domeniche ordinarie del tempo ordinario, perché dopo la conclusione solenne del tempo pasquale, con l'ascensione e la Pentecoste, siamo entrati nel tempo ordinario attraverso delle solennità, come accade tutti gli anni. La Santissima Trinità, il Corpus Domini, ma quest'anno, questa terza domenica dopo Pasqua, cioè dopo la conclusione del tempo di Pasqua, questa terza domenica coincide con un'altra grande solennità, 29 giugno, la grande festa dei Santi Pietro e Paolo. Cosa possiamo dire? Beh, lasciamo che a parlarci sia il Vangelo. Vangelo di Matteo. Naturalmente i Vangeli non possono parlarci di Paolo, non si parla mai di Paolo nei Vangeli. Paolo è una figura che viene suscitata dallo Spirito come apostolo anche, no? In un tempo successivo, quando Gesù è già tornato alla casa del Padre. E però i Vangeli ci parlano tantissimo di Simone, diventato Simon Pietro o semplicemente Pietro. Pietra, Kefas. Cosa possiamo dire? Lasciamo appunto che a dirci qualcosa sia il Vangelo stesso. Gesù, nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: la gente chi sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Interessante che in questo passo, forse soltanto in questo passo, si nomina Geremia, che più di qualsiasi altro è il profeta perseguitato. A dire il vero anche Elia è un profeta perseguitato dai potenti del suo tempo, ma Geremia è l'icona, è l'immagine del profeta che a causa del suo essere profeta subisce oltraggi, persecuzioni anche fisiche, il rifiuto. E forse la figura di Geremia interpreta bene anche ciò che ha vissuto Gesù, la vicenda di Gesù. Ma la domanda fondamentale arriva subito dopo, quella è la domanda che sta a cuore a Gesù, no? Ma voi che siete qui con me, che attraversiamo insieme le strade della terra promessa da anni, da tempo, no? Voi, chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Lasciamo perdere le questioni teologiche, mi permetto di fare un commento molto semplice, diretto, che però forse ha a che fare anche con i nostri vissuti. E può essere che i santi Pietro e Paolo abbiano qualcosa da dire alle nostre vite molto più di quanto immaginiamo. Gesù gli disse: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. Benissimo. A te darò le chiavi del regno dei cieli, eccetera. È interessante che Gesù qui beatifica Pietro. Beato sei tu, Simone, figlio di Giona. In altri passi del Vangelo Gesù demonizza Simon Pietro, gli dice: dietro di me, Satana, vai dietro di me, Satana. Qui gli dice: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. Simone, detto Pietro, è beato perché il Padre gli vuole bene. Questa è la bellezza della figura di Pietro e di Paolo,
credo potremmo dire la stessa identica cosa. Paolo addirittura era un persecutore dei cristiani, che diventa l'apostolo delle genti, colui che suscita la fede cristiana ben oltre i confini della terra di Israele. Restiamo alla figura di Pietro, no? Pietro è beato non perché ha lui dei superpoteri di suo, delle doti eccezionali, delle capacità, ma perché il Padre gli sta rivelando qualcosa, il Padre gli fa conoscere qualcosa, il Padre lo ama. Nei Vangeli a noi di Pietro dovrebbe interessarci soprattutto questo. Pietro è un collezionista di pessime figure, noi lo sappiamo bene, no? Pietro che vorrebbe insegnare a Gesù la strada giusta e Gesù gli dice: dietro di me Satana. Pietro che vuole camminare sulle acque ma non ce la fa e allora Gesù lo deve tirar su. Pietro che è molto confuso nel momento della trasfigurazione, Pietro che vorrebbe promettere a Gesù tutta la sua fedeltà, il suo amore fino alla fine, la sua fedeltà estrema ed eterna. Invece Pietro è il protagonista del grande rinnegamento nell'ora cruciale. Però Pietro è una figura meravigliosa perché si lascia amare, lascia che sia Gesù a prenderlo mentre sta affogando nelle acque del mare di Tiberiade. Pietro è una figura splendida non perché è perfetto, ma perché si lascia guidare, rigenerare, amare da Cristo. E questo è il nostro cammino.